No, I'm not a writer. E quindi mi chiedevo, ma tipo lasciando i gatti, per esempio io faccio un part-time, quindi lavoro non tantissimo, però comunque magari ho quei giorni in cui faccio 7 ore di lavoro e mi viene anche un po' l'ansia a pensare di lasciarli chiusi qua, effettivamente. Vabbè che adesso tipo sono chiusi a casa, cioè non è che loro viaggiano e vanno in giro per il paese e poi tornano a casa, sono gatti chiusi in casa. Hanno un mini Allora, terrazzo che però per sì. esempio quello gli mancherà secondo me entrando in camper, perché lì viaggiavano magari sul cornicione, stavano fuori mezza giornata in terrazzo. Allora, guarda, devi fare in modo di fargli fare delle cose in camper, quindi quando il gatto dorme tantissime ore, ma Sì. sicuramente ha bisogno anche di attività, cosa che la vita d'appartamento e la vita in camper gli preclude questa Però possibilità di anche questo... muovere. Aspetta, scusa, ti interrompo perché per esempio io ho anche un castello gigante a casa, un castello tiragraffi tipo Esatto, tre esatto. livelli. Te ne prendi, allora tu puoi attrezzare il camper in modo che tu abbia comunque il tuo spazio, che se metti uno di quei tiragraffi enormi, cioè tu non entri più. Ma No. per esempio ci sono quelle tavole Sì, con la corda sì. girata intorno. Kilim, per esempio, io ti faccio un esempio, ho insegnato a Kilim a saltare sulla cucina Mm? e poi dalla cucina saltare sul letto a castello in alto, Ah, dove c'è la finestra. E lui è felicissimo perché lui sale lì, guarda fuori, poi torna in cucina, poi mangia un pochino, poi va sul mio letto, perché noi abbiamo i letti a castello, sì. poi va sul tavolo, poi va davanti perché lui piace farsi vedere da tutti, no? Poi lo mandiamo fuori, ovvio quando viene a casa corre almeno per un'ora perché in campo gli manca questa possibilità di Ah, scorazzare, no? Ecco. Ma per esempio se ogni tanto tu torni a casa si sfogheranno. Sì, non è l'ideale a livello ecologico per un gatto, chiaro, però l'alternativa non c'è, quindi comunque vivono in appartamento, vivranno in un appartamento un po' più piccolo. Il problema è poi in estate perché se tu sei via come fai? Cioè, a me quello che preoccupa sempre non è il freddo, non è l'attività, ma quello che preoccupa è il caldo dentro a un camper. Quindi ti devi organizzare, magari non puoi aprire le finestre, non puoi lasciare le zanzariere, non farlo, ti prego, no, te le no. ritrovi a brandelli e Sì. con i gatti in giro. Non tutti lo fanno, non tutti. Il mio vecchio gatto non lo faceva, Kilim, che è soprannominato Perino la peste, per quanto lui sia buono e dolce, però comunque tira fuori anche la sua parte di gatto, quindi le zanzariere di casa hanno fatto una brutta fine. Ma anche Coco è così, è iperattivo a momenti, no? Quindi lui tipo in casa ha io li chiamo schizzi perché parte, inizia a correre, va a sbattere contro il castello, poi si ributta addosso alla porta e Sono mi anche fa... giovani i tuoi gatti, è Sì, normale. Ecco, sì, sì, è normalissimo quindi questa cosa. sicuramente Comunque, questi schizzi magari li mancheranno in camper perché non so, sì, è un transatlantico, però magari mi fa avanti e indietro 2 volte e poi mi guarda come per dire, oh, ma beh, c'ha gli altri 40 metri quadri dove io correvo, dove sono finiti? ma sì, sì, hai anche la mansarda, te, no? Sì, Cioè, al sì, gatto piace molto viaggiare nei esatto. piani alti, Eh, ecco, perché simulano un po' l'albero in natura. sì. I nostri gatti, per esempio, vanno tanto sul tetto, allora saltano su un bancale che Fabrizio ha messo, questo bancale gli dà la possibilità di accedere al tetto, dal tetto poi passano alla terrazza dalla camera entrano, poi scendono, è tutto un percorso, quindi il fatto che tu abbia i letti a castello e la mansarda è bellissimo perché Eh. comunque si possono lanciare da lì. Quindi comunque mi avete dato una buona idea, penso che utilizzerò i 2 letti a castello che tanto comunque essendo da sola non userò a meno che non vado a farmi magari un viaggio con amici, ma comunque per il primo periodo penso che starò abbastanza sola e ferma, diciamo, se non brevi viaggi, ecco. E quindi userò quei 2 letti a castello che alla fine sono inutilizzati per dedicarli a loro.
Infatti puoi anche mettere una stecca di legno con la corda, in modo che loro invece di saltare si arrampicano dalla Giusto. base fino all'ultimo letto. Tipo uno cioè, scivolo di corda. sì. Secondo letto sopra Sì. può diventare una piccola anche il secondo letto sopra, se Sì. tu non lo usi, puoi trasformarlo in una sala giochi per gatti. Puoi appenderci le varie palline. O mettere uno scatolone, aprirlo, Ecco. permettergli di entrare dentro, Bravo. uscire, poi uno scatolone con un paio di aperture, sai, uno Sì. o due scatoloni. Sì, alla fine a loro basta una scatola, è vero. Una così alta. Sì, quando porti a casa i sacchetti della spesa Sì? o gli scatoloni, noi abbiamo 850 miliardi di cucce in casa, non va bene neanche una. A loro piace o la biancheria Sì. pulita, il cesto della biancheria sporca, infatti devo sempre controllare la lavatrice, oppure gli scatoloni, quelli della spesa. Sì. E loro si piazzano dentro per giorni, poi una volta conosciuta la cosa, occupata, basta, non gliene frega Non più gliene niente frega più. e li butti via. Quindi anche se tirano le unghie lì va Sì. benissimo, per esempio. Quindi Esatto, puoi sì. arricchire la loro vita, puoi nascondere del cibo, dargli da mangiare anche in posti diversi nel camper, perché comunque in natura si mangia in posti diversi, si beve in posti diversi. La gente invece pensa sì, il gatto è un abitudinario per certe cose, ma per altre no. Infatti a me avevano sempre fatto la tega che il cibo deve essere sempre nel solito punto, la sabbietta. No, non è vero, non è assolutamente vero. Quindi tu adesso magari inizi, poi se hai bisogno, insomma, Sì. Giulia ti dà il nostro numero e ci sentiamo senza nessun Grazie. problema. Se hai altre domande siamo qua. No, beh, guarda, mi avete già tolto un po' di ansia in realtà. E Il comunque National Geographic ci fa un baffo. Della serie apriremo un canale documentario di gatti in camper. No, ma perché io avevo cercato un po' online nei vari gruppi, però mi sembravano tutti già abituati, no? E nessuno parla di come abituarli dalla casa al camper. E non trovavo risposte, perché tutti mi dicevano solo no, vabbè, ma il mio gatto sta bene in camper, sì, ma come gliel'hai fatta vivere il trasferimento dalla casa al camper? Perché La maggior parte hanno avuto un gran culo, detta proprio in maniera ecco. poco scientifica. Ecco. Per quello non ti sanno dare una risposta. Devi conoscere molto bene i gatti, e quando li conosci molto bene ancora ti si aprono mille dubbi, perché appunto, come ti ho detto subito all'inizio, è una faccenda individuale, quindi Sì. può andare bene come non andare bene. Noi facendo le azioni giuste, sapendo com'è un gatto, evitiamo di fare errori, e già con questo non è garantito il successo, però ci si prova. ti dico, Ecco. infatti io conoscendo i miei due gattini, una essendo proprio era randagia e poi l'abbiamo portata a casa, lei proprio se ne frega di te, cioè lei viaggia a casa, non si fa mai vedere, o è sotto il letto, o è in terrazzo, o è su una sedia. Ti dico, adesso nell'ultimo anno si è spinta nel divano, per dire. E invece l'altro, essendo molto territoriale, molto maschio, ecco, mettiamola così, io sono il suo oggetto fondamentalmente, perché quando io sono a casa mi è sempre addosso, e mi sono fatta proprio le teghe, perché conoscendoli da questo punto di vista avevo paura di farli soffrire, hai capito? Non ho altre soluzioni comunque se non portarli in camper, quindi dovevo Appunto. in un qualche modo avere delle Risolvere la risposte, cosa. sì. Ma guarda, ti possono stupire, sai, perché l'animale che in casa si comporta in un certo modo, magari in uno spazio più ristretto può rivelarsi diverso. Non ci sono dei protocolli comportamentali validi per tutti. E poi, sai, quella gattina che hai trovato magari si fida anche poco degli umani, magari lei stessa ha delle idee sugli umani molto particolari che vanno assolutamente rispettate. Fargli cambiare idea è difficile, è come far cambiare idea a una persona che ha subito violenza. No, ma infatti quindi- non l'ho mai tirata troppo, io l'ho lasciata sempre sulle sue, non la obbligo, per dire, a ricevere le coccole o a stare con noi, anzi,
E infatti anche i miei amici quando vengono a casa mi dicono sempre: oh, ma l'altra gatta? E io dico: l'altra gatta fa i cazzi suoi, cioè lei sta dove vuole, quando vuole si fa vedere, però appunto non l'ho mai obbligata ad essere il gatto, per esempio, che è quell'altro. Anzi, ogni tanto dico a quell'altro che è veramente un peso, perché è sempre sulla tavola, è sempre in mezzo, io cucino, lui mi è attaccato, io faccio qualsiasi cosa, lui mi segue, è un Una cagatto relazione proprio. diversa, una relazione diversa, Sì. un'idea diversa degli umani. Ogni animale poi viene nella nostra vita con un compito, e quindi l'avventura è anche scoprire qual è. Bello, bello. Ci sono tante chiavi di lettura poi, no? Come una persona vive l'animale. Questo è proprio il nostro lavoro, quindi quello di non tanto insegnare cosa deve fare un animale, ma insegnare alle persone cosa pensa un animale e come vive un animale, la realtà quotidiana con noi. E qua si apre un mondo davvero, che sia che parliamo di gatti, che parliamo di cani. Sui gatti è davvero molto... Non è complicata la cosa, è complessa. Sì, è complessa, è vero, perché devi proprio capirlo. Il cane è un po' più esplicito nel dirti di cosa ha bisogno, di come sta, invece il gatto lo devi proprio interpretare. Sì. Infatti ti dico, anche quando sto via tanto, io lo vedo se lui, soprattutto lui, perché ripeto l'altra fa i cavoli suoi, io lo vedo se lui ha sofferto in quella giornata oppure no, cioè se lui è pesante ed è tanto appiccicoso oppure mi viene addosso e fa tettine, no? Io dico fa tettine, con le zampe, no? Che inizia a fare la pasta. E quando lo fa tanto tempo capisco che forse in quella giornata gli è pesato che io non fossi a casa con lui, perché appunto è tanto attaccato a quello che è la figura umana. Quell'altra Sì. penso che più sto via, più le faccio comodo, ecco. A noi fa piacere che gli animali ci siano così appiccicati, perché ci sentiamo amati, no? Sì. In realtà quello che dovremmo fare è renderli il più possibile indipendenti a livello affettivo. Questa sarebbe una cosa importante, nel senso, noi abbiamo uno Sfinx che è una cozza. Però lui ha imparato che quando noi non ci siamo lui si va a dormire, quindi sospende qualsiasi attività. Quando noi torniamo lui è in piena attività, quindi comunica con noi, Sì, comunica sì, con gli anche altri, con i Coco è cani, così, con gli sì, altri sì. gatti. Sì, anche Coco è così. Quando non ci sono so che non fa niente, me ne accorgo perché non trovo disastri, non trovo niente. Poi torna e improvvisamente impazzisce. Cioè, Ma lo quello è vedi che anche perché si attiva dopo tante ore di sonno, sai. Oppure magari se io tipo sono a casa 2 giorni che ho di riposo e mi mettono 2 giorni attaccati, lui può anche dormire 2 giorni, cioè mi vede a casa e secondo me si sente sereno, sì, esatto, sì. e lo vedi Sì. che dorme, non gliene frega niente, magari non si presenta neanche in salotto e sta in camera. Sì, cioè è Certo. tanto ad interpretazione il gatto. Io ho avuto un Va cane. a giornate un po' come noi, no? Ci Sì, sono le giornate in cui abbiamo voglia di stare a casa col pigiama a guardare la TV, è giornate che vero. invece siamo iperattivi e vogliamo uscire, mangiare la pizza, andare al cinema, vero. dai, diamoci una mossa, viviamo questa vita. E quindi anche loro, sì, capita qua, noi quando ci si alza la mattina il buongiorno si vede subito, Sì, i sì. piedi hanno messo giù dal divano la zampa e si parte, quindi ogni giorno è diverso perché ogni animale è diverso. Purtroppo tendiamo ad omologare gli animali, no? Quindi ma gli animali fanno così, i cani fanno colà, i gatti sono così. Questi cliché pesano gli animali, pesano tantissimo e limitano tantissimo la possibilità di una relazione ben più profonda, ben più empatica. Sì, è vero. Beh, comunque dai, magari vi faccio sapere adesso piano piano come andrà la situazione. Magari vi aggiorno sia su quello, sul gatto di compagnia, che su quello che fa finta di non esistere. Vediamo Tu come. quando hai qualche dubbio, qualche cosa, chiamaci pure, che così piuttosto di fare un errore vediamo di aggiustare il tiro. Ah, ok. Va bene, dai, intanto inizierò ad addobbare, tra virgolette, i 2 letti in fondo al camper, che adesso mi perderò via, perché poi io lavoro a Lobby, quindi sono per il fai da te, e quindi non vedo l'ora in realtà di sistemarmi il camper anche da questo punto di vista, dargli uno spazio loro e dargli modo di giocare.
Questo poi è molto importante, è molto importante. È come quando nasce un bambino. Cioè, sì, si tipo prepara- esatto, mi sento in questa situazione. Sì, si prepara la stanza, si prepara qualcosa che deve accogliere un altro essere vivente. Nulla di strano, ma è una forma di grande rispetto, no? Quando accogli in questo modo perché hai accolto nel tuo cuore. In fondo la relazione con gli animali è una relazione d'amore. Sì, sì, e infatti io tipo mi trasferirei anche subito in camper. Io appena l'ho preso, ti dico, l'ho sentito subito mio, e anche adesso che sono qui nel wild con gli Uri, cioè io mi sento serena, sono a casa mia, hai capito? Però ho Ne comunque... capisco bene. Abbiamo il camper rotto, mannaggia. Mannaggia, situazione brutta. Quindi, Stiamo soffrendo tantissimo, guarda. ti Yuri dico- lo sa. Yuri lo sa bene, vabbè, insomma. e infatti ti Sì, ma- dico, io ho comunque una parte di me che anche se sono qui che me la sto godendo, sto pensando, cavolo, se avessi qui Coco e la Minù potrei fargli vedere appunto il cioè come appunto fossero degli esseri umani, no? Quasi mi dispiace di non poter condividere magari questo momento con loro e di lasciarli chiusi in quella casa. ma Francesca, è una cosa che ti deve organizzare, non può essere una cosa solo emotiva. Io ti capisco benissimo, però l'emotività Sì, bisogna va organizzarsi. bene, ma falla calcolata, perché ti giochi il tutto per tutto. Quindi non puoi andare sull'onda emotiva del sì, vorrei, ma mimo. No, deve essere fatto bene, talmente Sì. bene che sei sicura poi che la cosa funzioni. Esatto, non ti puoi esatto. permettere errori, capisci? No, ma infatti la mia ansia è questa. Io adesso comunque ho tempo fino a fine febbraio più o meno per sistemarmi, bene. quindi avevo già iniziato a farmi le teghe ancora prima di prendere il camper, sinceramente, di come gestirmi questa situazione. Però sai, ho molta fiducia nell'universo, nella vita che ti lancia le risposte mano a mano, no? E quindi Certo. fatalità, poi conosci gli Yuri, fatalità gli Yuri conosce voi, che poi fatalità mi fa fare una chiamata e creiamo un documentario. E quindi ricevo le mie risposte, ecco. È così, perché quello che poi vogliamo fortemente risuona e risponde. Niente di strano, come dico sempre, niente di esoterico, new age, è proprio così, sono È le così. leggi dell'universo che rispondono, quindi Sì. funziona così per noi, funziona così anche per gli animali che vivono con noi, no? Perché vivono in questa dimensione. Sì. Non è una dimensione wild quella che loro usano, ma sono animali che vivono con gli umani, quindi rientrano a pieno titolo in tutte queste faccende. Va bene, grazie ragazzi un sacco, vi devo una pizza gigante. Quindi vi Francesca, verrò- non dirlo che poi ti abitiamo il camper tutti quanti, perché noi abbiamo, Beh, abbiamo grande, l'abitudine dai. di andare tutti nel camper di Yuri, no? No, perché è sempre nel mio? Lui è il camper quello più spazioso, abbi pazienza. Porca E troia. adesso invece che ci sei tu, che hai ancora più spazio, bene, allora... Beh, ti dico, guarda, la Amy si è già occupata il divano, è a posto, lei ha E la tutto... Amy ha ancora poche possibilità, perché dopo se arrivano i gatti, niente. Ah sì. Niente Amy. No. E vi farò vedere la foto del mio a fianco al suo, che sembra una scatola di sardine. Già lo sembra normalmente Yuri, immagino Esatto. che poi vicino a quello di Francesca ancora di più. Esatto. I Bene. nostri scarrozzoni, i nostri vecchi scarrozzoni. Vintage. Ecco. Il vintage comunque è sempre più attraente, per quanto il mio camper sia figo, a me il vintage attira sempre di più. Sì, va bene Francesca, perché sei amica, gli fai complimenti. Che Fammi un piacere. No, è convinto di avere una roba all'ultima moda lui? Sì. È vero. No, però... Lui è convinto di avere una roba super figa, però travestita da vintage, in modo che poi così, ok. hai capito? In realtà fa proprio schifo. No, non è vero. Non è vero, scherzo sempre. Sono bellissimi i nostri camper e siamo grati di averli. Sì, punto. sì. Ecco. La miglior cosa che potessi fare, guarda. Sì, dai che così ci vediamo Sì. sulla strada, come sì. si dice. Poi vi faccio conoscere i 2 membri per cui stiamo tanto andando in ansia. No, stai tranquilla, veramente stai tranquilla. Va bene, grazie comunque ragazzi. Dai. Ragazzi, buon weekend, noi domani lavoriamo. Anche a voi. Anch'io lavoro, anch'io. Ciao, Ciao, Francesca, Sinali. ciao Yuri, un bacio.
Ciao. Ciao, un bacio. Ciao. Ciao. Stop, fermi là. Oh. Sì, siamo boh. qua. No, che la serie è là. Cioè col ciao dopo serie. Dovevi dire Mi una roba. arriva anche sarà. No, dovevi dire una roba ma non mi ricordo. Ha bevuto troppo vino. Ah. O fare qualche rutto perché mi manca. Ecco. No, ma ho dato per No, quanto comunque grazie davvero, veramente. Farò in modo di sdebitarmi per queste informazioni. Ma sì, tranquilla, è abbastanza complicato parlare di gatti, perché ho cercato di farti un quadro, Sì. però Testo quando proprio. mi chiamano